La vita vale molto più del denaro, davanti a una realtà in cui oggi il denaro è diventato un dio. Non inchinatevi al dio denaro. Il sacerdote si scaglia contro la rincorsa al profitto, che invade anche il 7° giorno della settimana, quello consacrato al riposo, ma che oggi viene sacrificato al demone della crisi. Il commercio lavora senza sosta in nome della liberalizzazione. Eppure non basta. Non basta per esempio al gruppo Auchan che per recuperare 50 milioni di euro annuncia l'apertura della procedura di mobilità per 1426 dipendenti in tutta Italia. Questa è una prova che non c'è stato né lavoratori che hanno avuto lavoro in più né evidentemente un profitto per loro, e allora adesso che il profitto vedono che non c'è, allora tornano indietro, ma il danno è stato già fatto. Con l'azienda non si può parlare di questo perché continuano a dirci che le aperture, quindi la legge Salva Italia e le liberalizzazioni hanno portato dei dati positivi. In realtà i costi di apertura di queste strutture commerciali sono in aumento perché la 7ª giornata di apertura e le festività costano e stanno facendo scaricare questi costi in più sui dipendenti, quindi dicendo che il problema è il costo del lavoro, in realtà il problema è un costo delle strutture in sé. Il sindacato si ribella, il sacerdote si indigna. In Veneto sarebbero 141 i dipendenti tagliati con la mannaia del licenziamento, 65 a Venezia, 38 a Vicenza e altrettanti a Padova. Una cosa inaccettabile a nostro avviso. Il sindacato dunque non ci sta e adesso dichiara guerra al gruppo Auchan con uno sciopero per il 9 di maggio. La nostra risposta sarà quella, attraverso lo sciopero, di dire che respingiamo assolutamente ogni forma di licenziamento, siamo disponibili immediatamente a discutere in maniera seria però la crisi, affrontando con gli strumenti che abbiamo sempre affrontato. Questo tipo di atteggiamento prepotente non ci appartiene e lo respingiamo assolutamente.